La nuova collaborazione che si è instaurata tra il Teatro Stabile del Veneto e l'Orchestra di Padova e del Veneto, con un accordo recente, segna un momento, direi, storico, di rinnovamento ma anche di ripensamento futuro della collaborazione tra queste due istituzioni. Ciò che lega l'Orchestra di Padova al Teatro Verdi non è soltanto il luogo, ma è la progettualità, una progettualità innovativa che coinvolge alcune delle più importanti figure artistiche e intellettuali del presente. Abbiamo iniziato 2 anni fa con Massimo Cacciari e con l'anteprima della stagione del Teatro Stabile, commentando con l'orchestra la nuova pubblicazione di Cacciari, Generare Dio, con l'autore sul palco, ed è continuata poi questa collaborazione con Sconcerto di Giorgio Battistelli, che è stato prodotto per Rai 5, oltre a essere appunto inserito nelle rispettive stagioni. Ecco, questo intreccio di programmazione e di progettualità è uno degli elementi di grande rafforzamento per entrambe le istituzioni, e in particolare per l'Orchestra di Padova rappresenta una novità assoluta, proprio perché offre la possibilità di esibirsi e di svolgere la propria stagione all'interno del Teatro Verdi con una nuova camera acustica. La camera acustica è una sorta di conchiglia che avvolge, che protegge quasi idealmente l'orchestra, migliorando le prestazioni appunto del suono, che viene riflesso e portato verso il pubblico con criteri ideali per lo spazio in cui si adatta. La collaborazione tra le due istituzioni si è anche concretizzata in un altro progetto recente, Da qui alla Luna, appunto dedicato alla tragedia dell'alluvione in Veneto, e con le musiche di Carlo Carcano. Quindi da Battistelli a Carcano ci stiamo muovendo, diciamo così, su una linea di collegamento con il pensiero presente, con l'attualità, e nello stesso tempo con proposte culturali e artistiche di grande spessore. Da qui alla Luna, spettacolo di cui ho scritto le musiche orchestrali, è uno spettacolo che mescola codici e linguaggi differenti. Potremmo definire uno spettacolo di teatro civile, ma allo stesso tempo c'è un cantautore che suona delle canzoni e allo stesso tempo c'è un'orchestra sinfonica col direttore che, come in un concerto sinfonico, suona per un pubblico. Però la nostra intenzione era proprio quella di mescolare e far collaborare tutti questi elementi differenti in un organismo coerente. E già nella scrittura delle musiche le canzoni hanno influenzato l'orchestra, la scrittura orchestrale ha influenzato la recitazione ha influenzato le canzoni e così via. Abbiamo veramente creato tutto insieme e questo fa sì che la storia viene raccontata in una maniera diversa, attraverso i suoni, attraverso le parole delle canzoni e attraverso le parole della recitazione, per servire una narrazione di un fatto importante. Cosa porta poi l'orchestra in teatro? L'orchestra porta la magia di questo suono vivo, il fatto di tante persone che respirano suono insieme, ed è quasi un rito antico. E questo rito antico lo vediamo anche visivamente. L'orchestra porta una simbologia visiva molto forte, scenografica. Nel nostro caso abbiamo scelto solo strumenti ad arco, quindi strumenti di legno, che in uno spettacolo che racconta di alberi abbattuti è chiaramente un simbolo forte. Poi l'orchestra ha una storia, ha un repertorio, ha delle radici culturali che possiamo usare. Per esempio nel nostro spettacolo ho citato letteralmente all'inizio dello spettacolo la prima sinfonia di Mahler, dove un La, che viene chiamato come un suono della natura, inizia la sinfonia, come inizia il nostro spettacolo. Quindi l'orchestra può anche essere una sorgente di memorie storiche e farle rivivere su un palco oggi. E appunto allo stesso tempo oggi l'orchestra, essendo un organismo musicalmente complesso, ricco, capace di tanti colori, può anche assumere forme
che sono proprie della contemporaneità. Quindi il suono può essere arcaico, ma può essere profondamente cittadino, può essere dissonante oppure può essere melodico. Si possono portare colori diversi che dialogano tra i vari elementi dello spettacolo in maniera da creare qualcosa che non si sarebbe potuto fare diversamente.